Da lunedì scatta la fase 2 dell'emergenza coronavirus, anche per il trasporto pubblico via acqua a Venezia, centro storico e isole. Esaminato il nuovo piano presentato da CTV, il presidente della municipalità del Lido e Palestrina, Danny Carella, chiede all'azienda uno sforzo ulteriore per i collegamenti con le isole. L'avvio della fase 2 anche per gli abitanti delle isole è ancora più particolare perché, essendo che le isole sono composte in gran parte da lavoratori pendolari anche e soprattutto verso la terraferma, c'è necessità di avviare una fase 2 anche per quanto riguarda il mondo dei trasporti. Le difficoltà economiche dell'azienda di trasporto pubblico locale sono note a tutti, è tuttavia evidente che alcuni correttivi devono essere fatti. Alcune corse saranno su prenotazione e su vaporetti e motoscafi ci sarà comunque una capienza massima di 46 persone a bordo. Sul ferry, Carella dice: Il ferry Lido Tronchetto attualmente garantisce l'ultima corsa di rientro verso le isole alle ore 7:10. Questo non consente a chi ha delle visite mediche, delle commissioni o anche a dei lavoratori di rientrare in isola in serata. C'è necessità di prolungare almeno il ferry per un'altra corsa, un altro paio di corse in corrispondenza dei rientri. Più attenzione per i pendolari. Bis per quanto riguarda le fasce dei pendolari, quindi soprattutto al mattino, soprattutto nel pomeriggio dalle 5 alle 7. Così facendo, pur mantenendo un regime di corse ridotto, si potrà continuare comunque almeno fino al 18 maggio.